Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Ho salvato uno stock di trampoli che dovevano essere buttati e oggi vi farò vedere uno dei ricicli che sono riuscito a fare utilizzando le parti di questi trampoli. Per cui prima che mi uccida del tutto, vai col video! Questi qua sono dei trampoli che ho recuperato, monto tutto e recupero questo listello di legno. Più avanti vedrete per cosa lo utilizzerò. In realtà in questo video non vedrete come utilizzerò questi listelli, ma appunto i blocchetti che sto smontando. I listelli li vedrete poi più avanti in un altro progetto. Dunque, ieri ho fatto la prima prova se riuscivo a fare questo tagliere avendo la venatura del legno rivolta verso l'alto. Non è venuta molto bene e poi ho provato anche a piallare, ovviamente in questo senso, proprio a troncare la vena, ma non si pialla bene ovviamente. Per cui proverò un altro approccio adesso. Come avete appena visto, questi qui adesso li ho piallati tutti, ripeto tutto da capo facendo degli accorgimenti che vedrete ora, per cui ci rivediamo direttamente nella fase di incollaggio. Ok, il sistema che avevo usato prima era costruirmi questa dima, mettere tutto dentro in modo da riuscire a bloccare più pezzi per volta. Questo però mi ha portato a un risultato non troppo preciso, si vede qua non sono ben dritti, avrei dovuto piallarli, ma piallare troncando la vena viene una porcheria. Ho pensato che fosse meglio fare strisce singolarmente, okay? Quindi appoggiarli qua come riscontro di lunghezza
mettere un morsetto per ognuna senza tirarlo troppo, tanto la colla si asciuga e va benissimo, basta che sia tirata. E poi con il martellino faccio la prima, butto tutto a livello, quello che mancava, in modo da allineare meglio anche le venature qua, in modo da fare 4 di questi. Vi faccio vedere. Onestamente questo progetto mi sta dando un po' di filo da torcere, o viene bene o faccio un video su come non fare un tagliere. Ora mi sembra di aver risolto più o meno un po' di problemini che avevo, magari in fase di levigatura e finitura si riescono a nascondere un po' di difettini. Speriamo. Constatando adesso la situazione, che si è asciugato tutto, noto che è venuto abbastanza bene, ma ovviamente è un po' irregolare, non potendolo buttare nella pialla semplicemente così. Penso che cercherò di di spianarlo semplicemente costruendo, non so come si chiama, quel sistema con la fresatrice punta piana, e spianandolo così un lato e poi l'altro. È l'unico modo per arrivare a un risultato decente. Penso che così possa andare. Vediamo se funziona.
Bene, spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Il riciclo, spero che sia un tema che vi appassiona molti di voi, perché a me appassiona molto onestamente. L'idea di dare a un vecchio materiale o a un vecchio oggetto che ha finito la sua esistenza una nuova vita con un nuovo utilizzo è una cosa che creativamente mi stimola molto ed è molto bella da fare. Con questi trampoli appunto che sono riuscito a salvare ho deciso di realizzare un tagliere utilizzando i blocchetti sotto dove si appoggiano i piedi, mentre per i listelli, quelli più lunghi, vedrete poi in futuro sul canale un progetto per il laboratorio. Questa era la prima volta che realizzavo un tagliere, come ogni prima volta d'altronde si commettono degli sbagli. Capito che sbaglio ho commesso, sicuramente la prossima volta farò un tagliere migliore. Ci sono dei piccoli errorini che avrei potuto anche accorgermene prima, e soprattutto quelle linee nere in mezzo che vedete, che sono i segni neri della bruciatura della sega. Purtroppo devo cambiare lama. Avrei potuto levigarli o comunque sistemarli prima di incollare, non pensavo si vedessero così. Comunque nel complesso sono molto soddisfatto del risultato finale. Per la finitura invece ho utilizzato l'olio di lino, ho dato 2 mani di olio e essendo le vene in verticale, un legno poroso, tutto l'olio viene bevuto praticamente quasi subito dal tagliere, per cui ho dato mani abbondanti di olio, 2 mani per la precisione, in 2 giorni aspettando che venga assorbito al meglio, e alla fine ho usato una cera apposta per taglieri che ho utilizzato sia per questo tagliere sia per un progetto vecchio che trovate sul mio account Instagram, dove ho realizzato una tiny kitchen con il piano di lavoro in faggio e ho utilizzato apposta quella cera lì per rendere impermeabile il top. Trovate il link di questa cera che ho comprato su Amazon qua sotto in descrizione. Bene, anche per questo video penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere se anche voi siete degli appassionati del riciclo creativo. Io vi saluto e ci vediamo sempre il prima possibile con un nuovo video. Ciao!